L'intero litorale veneto accessibile a chi si trova in vacanze, presenta disabilità o anche solo difficoltà fisiche, motorie e sensoriali. Per una regione che fa del turismo la sua prima economia al top in tutta Italia, l'esigenza è quella di essere i migliori anche in questo. 25 milioni di visitatori da tutta Europa ogni anno sono un bacino d'utenza da servire con attenzione. Ecco allora il progetto Turismo Sociale e Inclusivo nelle spiagge venete, approvato dalla Giunta a dicembre e pronto ad essere messo in pratica prima dell'estate. 650.000 euro complessivi di budget per mettere in rete un sistema unico per tutti, comuni, alberghi, strutture sanitarie e sociali. Quando parlo di tutti non dico soltanto alle persone che hanno delle disabilità, ma anche persone che temporaneamente possono avere delle disabilità, oppure anche penso a mamme incinta con carrozzina che hanno la necessità di accedere alle spiagge. Nel concreto significa dare più assistenza e maggiori spazi. Avere per esempio degli spazi più larghi da un ombrellone all'altro, avere la possibilità di avere delle pedane in spiaggia che permettano di passare anche con le carrozzine. Si tratta di investimenti sia infrastrutturali ma anche di formazione del nostro personale. Collaborazione fondamentale con le aziende ULSS dei territori costieri, la numero 4 Veneto Orientale, capofila del progetto, in considerazione della sua vocazione turistica e della sua esperienza in ambito di medicina turistica internazionale, ma anche la numero 5 Polesana e la numero 3 Serenissima. I comuni coinvolti sono quelli di San Michele al Tagliamento Bibione, Caorle, Raclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia Lido, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle. In questi anni nelle nostre coste molto è stato fatto dai comuni, dalle aziende, dai consorzi per rendere le spiagge accessibili alle persone diversamente abili. Il valore aggiunto di questo progetto è proprio l'accoglienza. Una cosa è eliminare le barriere architettoniche, un'altra cosa invece per la persona diversamente abile è trovare qualcuno che le accolga in maniera congrua e giusta.